benvenuti a questa presentazione, questa conferenza stampa per la presentazione di Comodamente, settima edizione. Ringrazio innanzitutto tutti voi presenti, ma ringrazio naturalmente Bertolelli che è l'animatore assieme al nostro Giustino Moro, e ringrazio naturalmente il Presidente della Regione di Catania. Grazie a tutti i presenti. Settima edizione che quest'anno cambia un po' l'aspetto, riprende quelle che erano le due edizioni, le due prime edizioni, quindi tutta la città di Gerolenco, correggimi se sbaglio, partecipa accomodamente, quindi si parte da Cendra, si parte e si sale verso nord, verso quella che è la sede, diciamo, più principale o primaria delle prime edizioni di Comodamente. È chiaro che è un momento di difficoltà per tutte le amministrazioni pubbliche, però nonostante questo riusciamo e vogliamo tenere alte quelle che sono le manifestazioni più importanti, e Comodamente è sicuramente una delle manifestazioni più importanti. È l'unica, mi pare, manifestazione inserita nella candidatura europea della cultura, e quindi questa è, diciamo, per far capire il valore di questa manifestazione, che è nata un po' in sordina, però si è sviluppata, è cresciuta, ha avuto magari anche qualche contestazione, perché giustamente quando si fanno delle cose magari controcorrente si hanno delle contestazioni, però effettivamente questa è una manifestazione sentita, una manifestazione a livello culturale molto importante, che va a abbracciare tanti settori, tante cose. Quindi un grazie a Bertolelli, un grazie naturalmente a chi ci aiuta, quelli che sono gli sponsor in questo momento, che non sono sempre graditi, perché effettivamente le difficoltà dei nostri comuni sono palesi, non dei comuni ma delle province, delle regioni, dello Stato. Quindi noi cerchiamo di portare avanti questo, prossimamente colgo l'occasione anche perché il 13 ci sarà l'inaugurazione finalmente del Palazzo Tedesco, altra proprietà comunale da restaurata, e si inizierà veramente ad essere un punto di cultura anche il Palazzo Tedesco. Quindi un grazie a tutti voi. Un saluto da parte della Fondazione Fabbri che ispira il suo agire sulla figura di Francesco Fabbri, amministratore pubblico e statista, la cui vicenda umana e politica ha attraversato il periodo della Seconda Guerra Mondiale, il periodo della successiva ricostruzione e la prima fase dello sviluppo fino al 1977. Si ispira a Francesco Fabbri perché quell'uomo è stato capace di interpretare il suo tempo, l'ansia di futuro, il desiderio di riscatto di un territorio martoriato dall'emigrazione e anche dagli esiti di due guerre mondiali. Con ciò Fondazione non intende assolutamente fare memoria né di una stagione politica, neanche dell'uomo, soltanto, ma fare proprio il metodo che quell'uomo ci ha trasmesso, e che è quello di attivare e trasmettere buone pratiche che accompagnino le trasformazioni, perché anche lui in quel tempo si è trovato all'interno di un momento di grandissima trasformazione. Fondazione Fabbri agisce di conseguenza all'interno di una rete impegnata ad elaborare e trasmettere buone pratiche da applicare ai temi della contemporaneità, come contributo per accompagnare le trasformazioni, privilegiando agli eventi le azioni di processo. Azioni di processo che sono attività di ricerca vere e proprie, ricerca di soluzioni per darci un futuro. Fondazione Fabbri non ha un ruolo immediatamente politico, non è assolutamente questo, ma è al servizio della buona politica e dentro la buona politica. Registro in generale una non sempre attenta attenzione e valutazione anche da parte delle istituzioni pubbliche
rispetto a chi fa ricerca nell'ambito della contemporaneità. Molto spesso si preferisce investire sulla nostalgia, sulla rappresentazione del come siamo bravi, della cultura locale intesa come, e della identità, utilizzati come recinti, come fortini di difesa, come se nulla dovesse cambiare. Ovviamente noi non ci lamentiamo, ma il suggerimento che diamo comunque alla politica, ed è quello che noi facciamo con il nostro agire e pensiamo di essere dalla parte della ragione, nel nostro agire cultura locale e tradizioni sono utilizzati come saperi necessari per dare contenuto e riconoscibilità a progetti di sviluppo. Fondazione Fabbri per le proprie attività utilizza degli strumenti che sono piattaforme culturali. F4, un festival di fotografia tuttora in corso in Villa Brandolini a Pieve di Soligo, con apertura il fine settimana da giovedì a domenica, e Casa dei Carraresi a Treviso, aperto tutti i giorni fino all'11 di agosto. Un festival dedicato ad incentivare l'arte della fotografia, intesa come una delle fondamentali forme di espressione e di interpretazione della contemporaneità. Il premio Francesco Fabbri per le arti contemporanee, che si articola in 2 sezioni: fotografia e arti emergenti, le arti emergenti dedicate agli under 35. Poi un laboratorio politico, contenitore ideologicamente libero per incontri dedicati alla riflessione attorno alle parole della politica. Vi dico solo un termine: sovranità. Ciò che significava sovranità 10 anni fa, non un secolo fa, 10 anni fa, oggi questo significato è totalmente diverso. Le adozioni che nascono da un'esigenza che un privato, cittadino, imprenditore o un'amministrazione pubblica hanno una richiesta di sostegno, di aiuto, di contributo culturale per risolvere temi complessi. Noi diamo una mano a risolvere i temi complessi predisponendo tavoli complessi di riflessione adatti a risolvere le situazioni che vengono proposte. Un esempio che è stato vissuto proprio qui a Vittorio Veneto è quello di City Display, che ha avuto come per oggetto la considerazione del come sta attualmente vivendo, come sta attualmente, in che rapporto è con la comunità di Vittorio Veneto, ma anche con la comunità più ampia del nostro territorio, Villa Crozze, e quale invece potrebbe essere questo rapporto. Non parlo di Comodamente, perché ovviamente di Comodamente parlerà Claudio Bertorelli, che è ideatore di questa manifestazione e direttore di questo festival, per parlare di Comodamente, che è l'ultima delle piattaforme sulle quali volevo cogliere la vostra attenzione. Lascio naturalmente parlare di questo a Claudio. Bene, grazie. Grazie a tutti, soprattutto per il fatto di sopportare insieme a noi la calura che c'è dentro questa stanza, nella quale abbiamo voluto tenacemente venire perché era uno di quei luoghi che il festival non aveva toccato. Era uno di quei luoghi in cui uno dei 2 fondali riporta un'immagine che rappresenta quel Veneto che oggi, insieme alle altre regioni, si candida con Venezia capofila a diventare capitale europea della cultura nel 2019. Di quei temi ne discutemmo proprio, iniziamo la discussione pubblica, iniziò proprio questo festival, credo nel 2009 o 2010, ed oggi la candidatura ha un suo percorso che speriamo la porti comunque. In ogni caso, nonostante le enormi difficoltà, devo dire, anche politiche che ha avuto questa candidatura, sta dando in porto la candidatura, e l'auspicio è che ovviamente si dichiari vincitore, anche perché Comodamente è uno degli elementi che costituiscono questa candidatura. Lo dico non nascondendolo, perché quando partimmo nel 2007 andavamo incontro ad una situazione non nota. Era sindaco quello che oggi è l'onorevole Scottà, e ricordo la presenza del Presidente il primo anno in veste, credo, di assessore al turismo. Discutemmo in uno dei
quasi 60 luoghi che il festival aveva aperto in 7 anni ed era lo scalo ferroviario in pieno centro. Il secondo anno discutemmo di tematiche agricole perché nel frattempo il Presidente era al tempo Ministro dell'Agricoltura e ci fu un dialogo bellissimo con questo regista che aveva appena scritto, presentato a Venezia un film sui contadini del Sud America, vado a memoria. E lo cito perché anche il Presidente Zaia è uno di quegli ospiti che sono stati ricorrenti e vedrete che la formula che utilizziamo quest'anno è proprio quella di andare a riproporre agli ospiti storici del festival di fare con noi quella che quest'anno è veramente l'edizione del 7° anno, è un po' come il decennale, nel senso che l'edizione di quest'anno è un'edizione che si rinnova completamente. Perché? Perché nell'anno in cui la crisi stringe e morde di più, noi abbiamo deciso di fare la mossa del cavallo, perché tanto non è questo il festival che consolida, diciamo, le nuove professioni. È un festival che si reinventa ogni anno, è il festival più povero d'Italia, questo va detto, nonostante si sia tolto delle significative, insomma è riuscito ad ottenere qualcosa nel panorama nazionale, dice qualcosa, è un punto di riferimento. E quindi dicevo la crisi del 7° anno, cambiamo tutto, cambiamo prima di tutto la formula logistica, tutti erano abituati a arrivare a Serravalle, a trovare i luoghi prodotti dal festival, tanti luoghi dismessi e riaperti. E quest'anno appunto cambiamo. Come? Cambiamo estendendo il festival a tutta la città. È un festival che resta di 3 giorni, ma ha un suo cuore di 24 ore continue che servirà a produrre un docufilm. Questo docufilm diventerà finalmente l'immagine del festival a livello nazionale. Stiamo dialogando con organi televisivi piuttosto che altri soggetti per capire quale potrà essere la distribuzione nazionale di questo docufilm che produrremo nel cuore centrale della 3 giorni. Questo cuore centrale apparirà, a seconda del credo di ognuno, un corteo piuttosto che una parata, piuttosto che una grande fuga. Ognuno lo deciderà. Certo è che troverà 8 tappe di 3 ore ciascuna. La prima tappa si terrà sabato mattina avrà inizio alle 7 di mattina con una serie di azioni e di eventi in Piazza Duomo a Celta. La tappa successiva si svolgerà ai Frati, quella successiva ancora in quello che oggi sta diventando davvero un luogo dimenticato della città perché ha un senso unico da circa 50 anni. Per chi conosce la città, questo luogo si chiama Via Manin. Là ci stava il vecchio ghetto ebraico che ancora oggi conserva i suoi fabbricati in stato di totale abbandono. E la quarta tappa sarà proprio in pieno centro, la quinta tappa in via Cavour, la sesta tappa in via Roma e questo Museo del Cenedese sarà probabilmente la coda di questa sesta tappa che sarà in via Roma. La settima tappa si svolgerà a Serravalle Nord perché Serravalle Nord è sede di questo programma di riqualificazione che tra l'altro abbiamo presentato proprio in Consiglio Comunale nei giorni scorsi. Perché dico questo? Perché dovete sempre leggere il senso del festival. Il festival va là dove deve accendere l'attenzione sui luoghi che poi tornano ad essere riqualificati. E quindi ho detto la logistica. Non saranno più allestimenti prodotti dal festival, ma anche qui la grande novità di quest'anno, saranno tutti allestimenti realizzati in forma processuale. Stiamo realizzando dei workshop che generano gli allestimenti del festival. E anche qui dovete leggere il livello a cui è approdato oggi il festival, cioè un festival che produce delle cose, non mette in scena quello che in realtà sta andando in scena questa mattina, cioè dei relatori da una parte e un pubblico dall'altra. È un festival in cui si va a fare delle cose. Pesco a caso. Giro Libero è la più grande agenzia di viaggi per bicicletta che si è costituita in Italia oggi. Giro Libero porterà una 50ina di biciclette al festival e gli utenti del festival potranno girare la città con le mappette cartacee del sistema di visita che nel frattempo la città ha prodotto per appunto conoscere meglio questa città. Ho citato uno dei quasi 100 eventi che il festival farà. Quindi vi ho detto dei luoghi e vorrei per chiudere citare alcune azioni, alcuni eventi che si terranno nella 3 giorni. Il venerdì
sarà principalmente dedicato all'apertura dei laboratori. Da molti anni abbiamo in corso parecchi laboratori, quest'anno ci sarà nuovamente un laboratorio di giornalismo con la scuola di giornalismo del Veneto. Ringrazio Orazio Carruba e Edoardo Pittalis per il loro lavoro. Ci sarà un laboratorio di semiotica, ci sarà un laboratorio politico che è il laboratorio politico curato dalla Fondazione, il quale tra l'altro presenterà proprio nel sabato del festival gli esiti del laboratorio politico dello scorso anno, e il titolo è Pensare l'Europa. È uno degli inviti che abbiamo rivolto al Presidente, anche quello, se ne avrà tempo ovviamente, di tornare al festival per presentare lui questo lavoro. E ci sarà Lido Cipriani che proprio qui in questa piazza la sera dialogherà intorno al titolo Se tutti gli chef vanno in TV chi resta in cucina, perché il festival si compone anche di azioni più leggere. Ci saranno vari giornalisti internazionali, ci saranno semiotici, vedo Paolo Fabbri che con Umberto Eco è il più grande semiotico italiano, terrà il suo incontro la mattina dalle 10 alle 13 del sabato. Sempre il Presidente è stato, adesso lo cito perché lo vedo, invitato ad un dialogo dal titolo Oltre i miti della sanità insieme al Ministro Lorenzin. Abbiamo la quasi conferma, per cui prego i giornalisti di non segnalarlo perché non vogliamo vendere pelle all'orso che non abbiamo la quasi conferma che il Ministro Brai, il Ministro della Cultura, chiuderà il festival la domenica in un pranzo in piazza che siglerà l'atto finale del festival. Abbiamo Aldo Bonomi che insieme a tanti soggetti che si occupano di ripensare l'Italia dialogherà intorno al titolo Idee per l'Italia. Abbiamo poi Elsa Fornero, nota a tutti ovviamente, che ha accettato di venire a misurarsi al festival dopo la sua esperienza da Ministro del Lavoro, e quindi questo accadrà il sabato pomeriggio. Abbiamo un grandissimo lavoro sull'agricoltura e questo è il dialogo più forte che abbiamo avuto con la Regione in queste settimane, perché abbiamo deciso di attivare in occasione del festival questa riflessione sulle trasformazioni dei luoghi rurali in collaborazione con gli uffici dell'Onorevole Scottà, con gli uffici della Regione Veneto, con questo gruppo di ricerca ministeriale che si intitola Recycle, e lo scopo è quello, con il consorzio del Prosecco che ha aderito e tanti altri soggetti privati. Le tematiche rurali sono esplose al festival quest'anno, lo dico sapendo appunto anche della conoscenza che ne può avere il Presidente. Le tematiche rurali sono esplose e in proporzione sono più i giovani che tornano a fare i contadini che quelli che si iscrivono all'università. Questa è una statistica che è uscita di recente, non so quanto precisa, ma è sicuramente significativo che dal punto di vista della comunicazione stia emergendo questo. Vedo in sala la rappresentante nazionale della Società Psicanalitica Italiana, con la quale abbiamo immaginato altre azioni, e poi penso al matematico, oggi sindaco di Udine, Furio Onsa, che è noto a tutti perché era ospite fisso di Che tempo che fa, che verrà a fare una cosa dal titolo I numeri collettivi, e poi i tantissimi progetti speciali che davvero adesso non vorrei leggervi perché questo lo rimanderemo alla conferenza stampa che dichiarerà tutto il programma ufficiale del festival, immagino una decina di giorni prima. Voglio chiudere con la cosa che ritengo davvero più importante e che sta dentro questi foglietti gialli che voi vedete. La difficoltà e la complessità del festival è diventata tale che oggi questo festival si regge sul sostegno ma anche sulla collaborazione fattiva in termini progettuali di circa 120-130 soggetti dalla scala nazionale fino alla scala locale. La scala locale intendo, la nostra stima è quest'anno di avere circa il 90% degli esercizi commerciali coinvolti tutto lungo l'asse del festival. Questo significa che è una città che si mette in moto completamente, non è un soggetto istituzionale che promuove un evento culturale. Questa è una vera e propria macchina complessa che ha la forza di tenere insieme tutti questi soggetti dalla scala nazionale alla scala locale. Allora, per riuscire a tenerli insieme abbiamo elaborato questo patto
che stiamo facendo siglare a tutti i partner, sia locali che territoriali che nazionali. È un patto per il festival che ha un impegno sostanziale, vorrei addirittura dire politico, non economico, giuridico, no? Siccome le nostre ovviamente non vogliono essere imboscate, ma avendo qui il sindaco e il presidente, se loro volessero firmarlo io non sarei ben felice. Sono impegni sostanziali che i soggetti pubblico-privati si prendono, perché questo festival, che ha dimostrato al territorio nazionale di reggersi con numeri infinitamente inferiori ai festival nazionali che si sono affermati, è riuscito a fare. E quindi i patti, vedete qui infatti, lo vedete forse un po' più in grande, quello che è il testo che abbiamo proposto e stiamo proponendo a tutti i partner. Altro non vorrei dire, perché non voglio trattenervi, anche perché sono ben felice di raccogliere il contributo del Presidente e anche poi quei 2 o 3 partner a cui ho chiesto di intervenire. Penso all'onorevole Scottà, penso al Presidente Busolin di Escotrade, penso anche al Presidente Partata dell'Associazione Vittorio Veneto Città del Benestare, proprio a dimostrazione del fatto che questo è un festival che si muove a tutte le scale e che tiene insieme, e qui chiudo davvero, tutti questi processi. Non sono eventi, non sono conferenze, sono processi che abbiamo messo insieme, di cui vedrete poi a fine agosto l'esito finale. Chiudo ringraziando Villaggio Globale e Maurizio Cerconi, che hanno accettato da quest'anno di essere l'ufficio stampa del festival per un rimborso assolutamente irrisorio. L'ufficio stampa per noi è un soggetto vitale, perché proprio non avendo le risorse per fare comunicazione nazionale come si deve, dobbiamo riuscire con la forza del programma a entrare comunque negli organi di stampa. Mi fermo qui, grazie. Allora, prima di tutto, così chiude il Presidente, onorevole Scottà, Presidente Busolin e Partata, tutti in pochi minuti. Visto che lo conosco fin dall'inizio questo percorso, ed è giusta la parola percorsi, perché sul percorso che può fare la città e il contenuto che la città offre, è giusto che tutti quanti ci mettiamo d'impegno per far crescere anche questo evento. I dialoghi infatti in questi anni sono stati molto interessanti e molto discussi, ma non importa perché la discussione è sempre positiva, e quindi è un augurio che si continui a crescere insieme, e questo mi sembra che stia funzionando, e cercheremo di dare ognuno per quello che può dare quel piccolo supporto per ampliare sempre di più l'interesse a questo evento. Lasciamo quello che succederà quella notte o quel giorno e vedremo il risultato. Ascotrade per il secondo anno è sponsor, o meglio partner di questo evento, ma siamo onorati di essere presenti e di partecipare anche alla crescita costante di questa iniziativa, perché comunque è il 7° anno, mi pare. Si citava prima la crisi degli enti pubblici, la crisi che è morte. Ascotrade vuole essere presente nonostante tutto, perché per noi comunque è un'attività di business, perché per noi la vendita è la nostra vita. Vittorio Veneto in particolare è un mercato a cui siamo interessati, abbiamo aperto un negozio 2 anni fa e per noi le cose, devo dire, funzionano, stanno andando bene, quindi devo anche ringraziare i vittoriesi perché ci danno fiducia. E dunque l'attività delle aziende locali in questo caso è significativa in 2 ambiti. Primo di tutto nella qualità del servizio che si va a erogare ai nostri clienti, e secondo perché siamo ricadute positive sul territorio. Noi siamo in grado di mantenere le risorse sul territorio, lo dimostriamo con queste iniziative. Ovviamente non è solamente Vittorio Veneto, per noi è un'attività anche se culturale, dove siamo attenti e dove siamo presenti. Ne abbiamo altre in corso che arriveranno anche nei prossimi mesi, e quindi lascio anche al governatore la parola velocemente. Io auguro a voi innanzitutto la vostra vittoria, insomma, che la vostra iniziativa continui a crescere, e sperando che i vittoriesi ci diano ancora più fiducia e diventino
nostri clienti. Buona giornata a tutti. Grazie a nome di tutti i presenti per aver evitato qualche minuto di carta. Ma io sarò veloce, saluto il sindaco Giustino Moro, ovviamente Claudio Bertorelli, che sono qui con me. Guarda, io li ho conosciuti quando erano un po' sfigati, non si può dire, accomodamente si può dire, nel senso che il problema che loro avevano in quegli anni era trovare il sofà, il poltrone. Conosci una ditta che ha sedie da prestarci? Ce lo sono nati così. Lui diceva prima, ma villaggio globale, la comunicazione. Lanciate che questo è il festival low cost, questa è la comunicazione di questo festival. Il festival low cost, e io ci aggiungerei che conosce una miriade di volontari che questa mattina sono stati citati, che sono il cuore pulsante di questo festival. Cioè comodamente nasce perché Claudio ha saputo mettere assieme un mucchio di ragazzi e ragazze che comunque lavorano gratuitamente per la comunità. E io capisco magari fa notizia il ragazzo che si schianta, anzi scusate, che la notizia prevalente sui giornali è quella degli incidenti stradali, che i nostri ragazzi si ubriacano, che si drogano, che vanno in giro di notte, ma non è così, cioè venite qua, c'è la stampa che qua oggi c'è. Qui c'è una miriade di ragazzi che lavora per questa comunità. L'altro aspetto che vorrei ricordare, non sto più a parlare del valore turistico, del valore culturale, valori dei quali ognuno di noi ci arriva con un minimo di dotazione, no? A fare delle riflessioni, è quello identitario. Adriano, nelle sue memorie, nel libro di Yourcenar, diceva che il vero luogo natio è dove l'uomo pone lo sguardo per la prima volta su se stesso. È una frase che l'ho trovata, ve lo potrei anche citare per 20.000 di quel libro. Questa è una delle frasi che mi sono rimaste impresse, cioè il vero luogo natio è dove l'uomo pone lo sguardo per la prima volta su se stesso. Io penso che il festival comodamente abbia l'unico vero grande merito, quello che io ci vedo prima di tutti, che non è quello della cultura, cioè del turismo, ok, va bene tutte queste robe, poi con gli interlocutori che portate, comunque lo spessore ne viene fuori, ma è quello di aver fatto una scelta identitaria. Sarebbe troppo facile farlo in piazza San Marco, no? Troppo facile prendere delle città altisonanti e dire ok, io ci sono. Cioè, il vero luogo natio è questo, cioè avere il coraggio in quegli anni di mettere dei sofà, delle poltrone in giro per la città. Io ricordo il primo dialogo al quale ho partecipato, che è stata la stazione lo scalo merci, caldo, sporco, esatto, tutto in quegli anni, no? E lui dice, porto lì, dei sofà abbiamo parlato, c'era forse Bruno Baer, se non ricordo male, c'era Colombani, e Pitalis era il moderatore, e c'era Tomat, abbiamo parlato di territorio. Parlavamo in quegli anni delle leggi Brocca Capannoni, del consumo del territorio, di quello che sarebbe stato, stiamo parlando di 7 anni fa, di quello che sarebbero stati i problemi da affrontare, che sono quei problemi reali che oggi portano il Consiglio regionale a fare leggi magari per evitare che il territorio sia completamente divorato dalla cementificazione. Lo dicevamo voi ieri ho visto e poi ho finito perché il caldo è sufficiente, ieri ho visto una replica di Linea Verde e c'era l'intervistatore Gatta, mi sembra si chiami, intervistava Mogol a cavallo e gli ho detto, ma senti, ma tu nel 70 perché hai fatto quella discesa da Milano a Roma con i cavalli assieme a Battisti? Su questo si aspettava risposte, ma la musica. Perché già nel 70 gli fa Mogol, io vedevo che il territorio si stava disgregando, che c'era un problema di temi ambientali, della tutela del paesaggio, e ho pensato di valorizzare questa mia idea pensando proprio di scendere a cavallo, cioè il contrappasso, no? Cioè pensare che l'autostrada del sole io non la faccio perché ci arrivo a cavallo a Roma. Ma poi ho detto, guardate che se ascoltate le mie canzoni, ho detto Mogol, penso ad esempio alla canzone del sole, è una canzone da una globo, da ambientalistica. Ed è questa la filosofia. Punto. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie a tutti, bene ha fatto il governatore a ricordarvi che l'ultima cosa che proprio low cost che abbiamo tolto quest'anno sono le sedie, nel senso che nel 7° anno le sedie non le mette il festival, ma le mettono i cittadini. Verrà lanciata la comunicazione su questo, per cui ognuno di voi, ogni cittadino della città o turista dovrà venire al festival con la propria sedia. Ovviamente su questo ci sarà un'app, potrà mandare la foto della propria sedia, dire io quella sedia voglio che venga messa lì, questo sarà la questione operativa. Ma il tema del costo è che anche che da quest'anno i cittadini si portano la propria sedia. Posso dire in un paese dove la poltrona conta tanto, è facile portare
Grazie a tutti.